Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento immobiliare e finanziario. Quest'oggi parliamo di mercato green e di energie, quindi come investire nel presente guardando al futuro. Parliamo di mercato finanziario, di nuovi orizzonti come ad esempio la sostenibilità, che diventa via via un fattore determinante nelle scelte di investimento ma anche nell'acquisto di un immobile, e oggi lo vedremo. Vi presento subito i miei ospiti. In studio con me c'è Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Ben trovato. E Omar Grigolo, agente immobiliare. Ben trovato anche a lei. Allora, prima di addentrarci nel tema di oggi, parliamo insomma della serenità che tutte le famiglie vogliono avere quando si parla di gestione del proprio patrimonio, insomma, e anche nel fatto di avere una persona di riferimento che possa aiutarli a destreggiarsi in quello che è il mercato finanziario e non solo. Sì, una premessa che vorrei fare, iniziando a parlare di famiglie, è che la felicità è sovversiva quando collettivizza, e questa è una frase che secondo me va spiegata bene. Allora, generare benessere significa avere una famiglia, gli affetti, ok, dove i rapporti siano distesi, avere una salute ok, insomma stare buona, bene, certo. Buona, e significa avere delle finanze che insomma stanno portando redditività, avere qualche risparmio, avere gli immobili in ordine di marcia, quindi sapere che le proprie volontà verranno rispettate quando verrò a mancare, tutta una serie di aspetti importanti. Ora, noi sull'aspetto salute e familiare possiamo augurare buona salute ai nostri clienti, alle famiglie con le quali lavoriamo, possiamo dare dei suggerimenti di semplice buonsenso nella distensione dei rapporti familiari, ma lì non incidiamo. Però sulla sfera economico-finanziaria, sull'aspetto immobiliare, la sfera del risparmio, beh, lì possiamo incidere. Questo genera benessere, questo genera serenità nelle famiglie, e diciamo che è un tema non dico rivoluzionario, ma evoluzionario, nel senso che la rivoluzione porta in sé uno scontro, mentre l'evoluzione è pacifica, e il nostro sistema mette in pace le famiglie, le fa stare bene, sanno che sono tranquille, hanno dei professionisti di fiducia, delle persone con cui possono avere a che fare direttamente, delle persone capaci a dare risposte precise, puntuali e insomma a portare una miglioria economica direttamente alle famiglie. Quindi su diversi l'invito temi. è quello di cercare un confronto con voi, anche per quelle persone che magari in passato hanno fatto degli investimenti sbagliati, hanno perso dei soldini e quindi la fiducia un po' insomma viene a mancare, quindi l'invito è proprio quello di confrontarsi da questo punto di vista. È difficile rimettersi in gioco dopo una scottata, perché di fatto è anche naturale, io penso, avere il rifiuto verso le banche e la finanza in generale dopo aver insomma, preso qualche cantonata, e il mercato ciclicamente qualche discesa importante la fa. Il fatto di avere una controparte adeguata, una spalla sulla quale si può contare, un consulente di fiducia, genera proprio più sicurezza riguardo al patrimonio, genera proprio più tranquillità nella gestione del risparmio, perché durante queste crisi, insomma, il buon capitano non lo si vede in acque calme, ma nel mare mosso. Infatti in queste fasi è importante avere contatto con la clientela, e poi dopo la pioggia viene il sole e ci sono tutte le parti di ripresa dei mercati in cui si può beneficiare delle crescite e portare a casa un rendimento. Certo. Grigolo, so che molte persone vi hanno chiamato anche senza avere una problematica da risolvere, ma semplicemente per avere un confronto, una curiosità, un consiglio anche. Sì, infatti è la parte che mi ha dato più soddisfazione, a dire il vero, Alice, cioè inizialmente ho avuto numerose persone che mi hanno contattato dove la situazione personale appunto nella gestione degli immobili, che è di loro proprietà, degli immobili appunto in vendita, aveva subito purtroppo una situazione molto critica. Quindi diciamo che a quel punto anche l'intervento da parte mia nel mio settore, oppure da parte di Mauro, mi permetto anche di dire che era abbastanza facile andare a dare dei consigli utili quando la situazione era già disastrata. Nel senso, tutto oro colato, insomma, che sì, può soltanto migliorare insomma, la situazione se la macchina è già uscita di strada, tutto quello che è fatto tenere in strada è, diciamo, cosa buona. Ho avuto il piacere di parlare con più di qualche persona che mi ha contattato, ci ha contattato, dove la situazione era ancora embrionale.
La situazione era ancora all'inizio, era ancora sulla fase del confronto di capire come muoversi per commercializzare l'abitazione. Oppure era semplicemente passato un mese dall'inizio della vendita, un mese dal mettere fuori il cartello vendisi che ad oggi viene comunque ancora utilizzato. Lì è stato molto bello poterci confrontare perché è appunto sull'acqua calma, dove le cose vanno già bene, dove si può dare la grinta migliore per andare o a velocizzare il procedimento o andare a far realizzare una situazione migliorativa anche a livello economico o anche semplicemente abbassare quale potrebbe essere lo stress alle persone. Cosa voglio dire? Nel momento in cui si mette un'abitazione in vendita possono suonare al campanello piuttosto che possono essere contattate numerose persone a visitare l'abitazione. Certo che magari le prime possono essere carine, piacevole, vedere un po' di movimento nella propria, ma nel momento in cui superano le 10, 15 visite e via dicendo, inizia ad essere complicata la gestione. Tante persone hanno giustamente la famiglia, bambini, genitori da seguire, impegni lavorativi. Quindi è fondamentale andare anche per quanto poco a scremare le persone che vengono all'interno con l'obiettivo di comprare la casa, perché non deve solamente piacere la casa deve essere acquistata. Quindi le persone che devono entrare a casa devono avere dei requisiti per comprare la casa oggi, che deve piacere, potenzialità, ma soprattutto proprio la tempistica. Cioè che la comprerò tra un anno quando venderò la mia o se mi daranno il mutuo. Ci sono tante variabili che purtroppo sono difficili poi da gestire, anche perché per la maggior parte delle persone vendono l'abitazione per andare su un'altra. Quindi ci deve essere anche una sinergia di tempistiche. Se questa cosa qui viene lasciata in secondo piano o non viene neanche toccata, un domani comporterà un problema. Ed è un problema che domani mattina fa creare una situazione disagiante rispetto alla stessa famiglia, ai bambini piccoli piuttosto che ai genitori. Certo, una serie di coinvolgimenti di che non sono positivi. Certo. Prego Mauro. Aggiungo rispetto a quanto dice Omar. Oggi proprio il numero di telefonate, di contatti che abbiamo ricevuto, diciamo, ha sollevato un'esigenza che in realtà avevamo già, ma l'ha acuita ancora di più, che è quella di continuare ad avere persone che ci aiutino nella nostra attività di spinta, nell'impostare questo sistema di benessere nelle famiglie. E quindi di fatto oggi siamo aperti anche a valutare candidati, persone che vogliano insomma aiutarci nella spinta, nella crescita, e quindi nuovi collaboratori e nuove figure. E questo è un aspetto importante. Si tratta Certo. comunque sempre di costruire passo dopo passo la serenità, no? Per le persone. Sì, io faccio un piccolo esempio che qua magari nel territorio veneto, in realtà un po' in tutta Italia, ha toccato tutti. Prendo le azioni delle banche non quotate, la Popolare di Vicenza e la Veneto Banca. Molte famiglie hanno perso un sacco di soldi con quella vicenda, insomma, negativa. Pensare che ad oggi ci siano solo fregature a mercato non è corretto. Diciamo che bisogna fare molta attenzione a cosa si fa, quando lo si fa, e capire se quel tipo di investimento è adatto a me mentre lo sto comprando. Come nel caso di Omar, se quell'immobile vale la pena metterlo in vendita e portare 10 persone in visita oppure 3, cioè bisogna scremare, quindi è un aspetto importante. Il professionista serve esattamente a questo. Noi generiamo questo tipo di serenità, che sai quello che stai facendo e lo stai facendo correttamente per te ed è fisiologico, ecologico nella tua sfera patrimoniale. Lì noi siamo adeguati. Mi viene spontanea una domanda: come faccio a capire che il professionista che ho davanti a me è serio e posso dargli realmente fiducia e mettergli in mano una casa, un immobile, un patrimonio? Allora, la risposta in questo caso sta già nella domanda, nel senso: come faccio a dargli fiducia? Fondamentalmente la fiducia è la base di ragionamento sulla quale si sviluppano i rapporti con i professionisti. Diciamo che al nostro attivo abbiamo 15 anni di storico, nessuna controversia con i clienti in 15 anni, un pacchetto clienti consolidato, fidelizzato, che continua a rimanere con noi, quindi questo è quello che è stato. Quello che sarà, beh, io sono un fornitore continuativo di lungo termine, quindi continuo a servire le persone nel tempo, pertanto i risultati devono arrivare e quindi se non arrivano i risultati il cliente cambia strada. Pertanto
bisogna consegnare quello che si promette, insomma, quello che si dice ai clienti fondamentalmente, quello che si accorda con i clienti, e di fatto questo è quello che avviene. Oggi fondamentalmente noi abbiamo uno storico di successo e possiamo vantarcene e continuiamo a spingere su questa linea. Perciò sì, sicuramente però un passo di fiducia, per quanto poco, il cliente lo potrà pur sempre fare fondamentalmente, certo. Siamo dei professionisti. E poi una parte di cammino la si fa insieme. Beh, certo. Addentriamoci nel tema di oggi. Sicuramente il tema green è un tema molto attuale e anche dal punto di vista finanziario e degli investimenti, insomma, il tema green, il tema della sostenibilità entra a far parte, no? Sì, oggi più che il tema green io toccherei un tema ancora più ampio che è il settore ESG. ESG significa, in inglese è un acronimo, Environment, Social and Governance, significa ambiente, sociale e tematiche di governance, cioè gestione dell'azienda. È un settore che tocca anche il tema green, ma non solo il tema green, perché faccio un esempio, gestire una società nel settore energetico che è efficiente dal punto di vista energetico, ma sfrutta la manovalanza, sfrutta i lavoratori a contratti poco corretti, non è soltanto un concetto di energia pulita, è un concetto green a livello anche sociale e a livello anche di gestione, quindi è un po' più ampio. Certo. Dopo magari volevo fare un approfondimento. Poi ne proprio su approfondiamo questo punto. anche per capire quali sono le prospettive di crescita di questo settore, come investire correttamente, appunto seguendo questi criteri. Grigolo, il tema degli immobili green sta prendendo anche da questo punto di vista sempre più piede, soprattutto in vista delle norme che promuovono, e poi ne parliamo, la ristrutturazione degli edifici e la costruzione di nuovi edifici ecologici, potremmo dire, che appunto è un tema importante. Sì, diciamo che è ormai risaputo, comunque basta fare un clic ad oggi con la velocità di internet per capire cosa potrebbe succedere, cosa potrà succedere proprio nel futuro prossimo. L'Unione Europea all'effettivo ha emesso quale potrebbe essere appunto una normativa che per il 1° gennaio 2030 le abitazioni devono avere una classe energetica minima praticamente dalla classe energetica E. Cosa vuol dire? Ad oggi le classi energetiche vanno dalla A4, che è la migliore, alla classe energetica G, che è la peggiore. La classe energetica all'effettivo è il consumo energetico di un'abitazione, quindi quanta dispersione, quanto uno consuma, quindi all'effettivo anche spende e purtroppo va anche ad inquinare. Certo. L'obiettivo è abbassare questo efficientamento energetico, quindi dare più risparmio all'abitazione, quindi anche proprio alle persone, ed abbassare quali sono proprio tutti quanti i consumi. Ad oggi c'è questo tipo di orientamento verso il 2030. L'invito che viene fatto da me o comunque da numerose persone è prepararsi ad oggi, perché se nel 2030 ci sarà questo tipo di situazione, più si aspetta, più andremo a velocizzare, a essere praticamente con l'acqua alla gola negli ultimi anni. Ecco che a fronte anche di questi tipi di situazioni gestisco nelle varie filiali in cui opero e nelle province appunto principalmente di Venezia e di Treviso delle nuove costruzioni appunto per andare a eliminare quale potrebbe essere la casa usata, ok, e andare direttamente su quella nuova. Quindi giusto per fare un inciso su questo aspetto che sta toccando, l'Unione Europea ad oggi ha il faro puntato sull'aspetto energetico e l'efficientamento. In Italia, faccio un esempio, le prime fonti di inquinamento sono industria, automobili e condomini. In realtà l'ordine preciso è industrie, condomini e poi le automobili, nel senso che i condomini, soprattutto con una certa... datati, certo. Esatto, bruciano di tutto, hanno un inquinamento molto elevato, quindi il focus sul mercato ambientale, soprattutto sull'aspetto edile, insomma, immobiliare, è notevole da questo punto di vista e sarà sempre più stringente, tra l'altro. Sì, infatti per quello si stanno già preparando e stanno già dando appunto questo tipo di informazioni affinché la gente si possa preparare. Quello che viene fatto anche dal nostro punto di vista è dare delle tipo di opportunità sia diciamo sulle zone dove opero, ok? Quanto anche fortunatamente poi lo Stato dà delle agevolazioni, come parlavo anche nella scorsa puntata, ad esempio nei termini di IVA, andando a dimezzare il costo effettivo dell'IVA.
Okay. Certo. Lei ci ha portato delle slide, esattamente, no? infatti Proprio per condividere... fare degli esempi pratici sì. e arrivare a capire quanto poi effettivamente è il risparmio che la famiglia può avere, che è sicuramente un tema fondamentale. Vediamo la prima, che cosa possiamo vedere? Mi sono permesso di innanzitutto presentare un esempio reale. Quindi non è un discorso di come potrebbe essere o un discorso fantasioso, ma è una situazione reale che in questo momento si può anche toccare con mano oppure proprio andare a visitare o approfondire. La situazione di partenza prevede un appartamento di nuova costruzione con 2 camere, dispone di 2 grandi terrazzi con 28 metri quadri totali, ok? È in vendita nella zona di Riviera del Brenta, nella zona di Venezia, e il prezzo, diciamo, di listino solamente dell'immobile si parla di 225.000 euro. Parliamo di una nuova costruzione. Nuova costruzione. Questi 225.000 euro che ho appena accennato sarebbe il valore di listino dell'immobile come se fosse già finito. Dopo mi spiego perché dico questa cosa. Ecco che su questi 225.000 euro andremo a pagare l'IVA, che è un'imposta che si va a pagare al 4% se l'immobile è acquistato come prima casa o al 10% se l'immobile è acquistato come seconda casa. Quindi il prezzo, insomma, che vediamo totale sale. Quindi il 4% appunto sono 9.000 euro, aggiungendo alla cifra di 225 andiamo a 234.000 euro. E seconda casa invece 245.000 euro, certo. Tenendo conto che l'acquisto prima casa per avere questo tipo di agevolazioni significa che una persona deve avere già acquistato un immobile prima casa per andare a pagare il 10%. Faccio una precisazione: se una persona ha in proprietà un immobile derivato da successione, quindi è stato ereditato, quello non fa prima casa e quindi acquisto come seconda casa. Andiamo direttamente all'acquisto con l'IVA agevolata al 4%. Certo. Ci sono però anche delle agevolazioni fiscali green, come dicevamo. Come cambia il prezzo in questo caso? Ecco che dai 225, sempre di ipotesi iniziale del valore di listino dell'immobile, andando ad aggiungere l'IVA normale andremo a 234. Fortunatamente c'è una detrazione che può essere portata appunto a casa e andrebbe nella finale andare a pagare un'abitazione 229.500 euro invece di 234.000 euro per la prima casa. Per la seconda casa andremo invece di 245, 236, 250. Qui preciso, e poi anche lo ripeto, non è l'unica agevolazione che lo Stato dà. Questo qui è una prima, poi per chi è interessato altro c'è la possibilità di addentrarci e di sviluppare quali possono essere anche delle altre detrazioni, quindi avere un prospetto ancora migliorativo. Quindi altre agevolazioni. Sì. Un'altra che possiamo comunque raccontare quest'oggi è la prenotazione in anticipo, che potete applicare, certo. Lì infatti posso applicare io per le costruzioni che io gestisco, ovviamente non per tutte quelle che ci sono in commercio. Ecco che andavo a sottolineare che oltre a quello che viene messo a disposizione da parte dello Stato, con agevolazioni, detrazioni e via dicendo, è stato creato questo tipo di accordo con le società con cui collaboro, dove c'è un'ulteriore agevolazione per chi va a prenotare a monte, tenendo conto che non è un acquisto ad occhi chiusi, assolutamente, anzi della riprova che fortunatamente questo procedimento funziona perché c'è continuo interessamento, ci sono continue opzioni, ci sono continue prenotazioni, e l'abbiamo messo in campo e volevo proprio condividerlo, quindi all'effettivo dai 225.000 euro, che sarebbe la cifra iniziale e di listino del valore dell'immobile, ok? Se una persona va a prenotarlo in maniera anticipata, ok? Andiamo ad avere un risparmio totale arrivando fino ai 204.000 euro, certo, con l'IVA compresa. Non si vede perché è coperto dal titolo, ma insomma l'agevolazione per la prenotazione anticipata nel caso della seconda casa andremo a pagare 210.000 euro. Dei 245 normali, che purtroppo alcune persone diciamo hanno pagato magari in passato, ok? Dei 245 ipotetici di come seconda casa andremo ad arrivare a un 210.000 euro. È un grandissimo risparmio e le persone devono essere attente e anche informate di questo tipo di possibilità. Per quello appunto abbiamo pensato di andare a comunicare quanto più possibile, perché
I social possono fare una parte, il marketing può fare un'altra, la distribuzione di volantini fa una parte, però vogliamo comunicare proprio alle persone che questo tipo di possibilità c'è ed è possibile toccare con mano sia su alcune mie filiali che gestisco personalmente quanto anche con altre filiali che fa parte del mio grande gruppo, quindi mi posso anche allargare che questi tipi di agevolazioni possono essere toccate in tutto il Veneto e anche in alcune regioni limitrofi. Certo. E non tutti quanti i paesi, perché non tutti possono avere questo tipo di possibilità, nel senso che di nuove realtà ne stanno costruendo, ne sto comunque gestendo, ma non in tutti quanti i paesi ovviamente. Certo. Ricapitoliamo Sì. con la prossima slide, così abbiamo il quadro completo generale di quello che è il risparmio con appunto le agevolazioni che si possono applicare, ma anche con la prenotazione anticipata. Quindi il prezzo di listino all'effettivo sarebbe 225.000 euro senza IVA. Abbiamo visto che aggiungendo l'IVA andremo a 234.000 euro. Se andiamo a prenotare l'abitazione e riusciamo anche a rientrare nella parte della detrazione green, andremo con IVA compresa a sostenere un costo economico di 204.000 euro per la prima casa e 210.000 euro se è il caso di seconda casa. All'effettivo abbiamo un risparmio di 30.000 euro sulla prima casa e ancora di più sulla parte della seconda casa. Questo secondo me è una cosa che le persone devono essere informate e devono toccare con mano. Se non è sufficiente sono a disposizione appunto i numeri che vengono sempre comunicati per approfondire. Sottolineo ciò che ho detto prima, non ho messo in campo tutte quante le agevolazioni, ci sono delle altre che avrei piacere di poi comunicare, delle persone che si interfacciano, che effettivamente hanno l'interesse di conoscere. Certo, anche perché appunto spesso non si conoscono quelle che sono le possibilità per risparmiare qualche cosa. Possiamo fare altri esempi con altre tipologie di immobili, altre situazioni reali proprio che abbiamo a disposizione? Un'altra slide, perché dalla scorsa puntata dove ho analizzato una tipologia un po' particolare, quindi magari non per tutti quanti, e sono stato contattato per capire effettivamente se ci sono anche altre tipologie da poter toccare con mano. Ecco che infatti ho messo una piccola lista dove possiamo trattare di un mini appartamento con giardino privato, tenendo conto che c'è la possibilità anche di avere un terrazzo abitabile, sempre per la tipologia del mini appartamento, un appartamento con 2 camere o con giardino o con terrazzo, il 3 camere con giardino e con terrazzo o l'eventuale punto attico con un terrazzo solabrio da 250 metri quadri. Le cifre che si vedono sono i prezzi di listino effettivi, quindi il valore che l'immobile avrebbe se fosse costruito oggi e consegnato oggi. Qui preciso anche un'altra cosa, anche per dare senso a ciò che sto dicendo. Tra l'altro sul sito della mia agenzia, è in pubblicità un immobile con 2 camere finito a 225.000 euro. È finito. Nel momento in cui appunto uno va a fare una prenotazione, quindi va a prenotare in anticipo, tenendo conto che ci sono anche tante cose piacevoli nella prenotazione in anticipo, una delle quali potrebbe essere la gestione anche interna degli spazi. Chi vuole una stanza più grande, chi vuole lo studio più piccolo, può personalizzarlo. Quindi in internet in questo momento c'è un'abitazione finita a 225.000 euro, 2 camere. Allo stesso tempo c'è l'immobile in prenotazione con l'agevolazione che dicevo prima. Oltre alle tipologie appunto che dicevo, quindi mini, 2 camere, 3 camere o attico, e con la possibilità da parte delle persone di poterlo scegliere in base giustamente alle proprie esigenze o pensando comunque un po' al futuro, perché dobbiamo renderci conto che chi va a prepararsi in anticipo è lì che ci sta l'agevolazione. Non stiamo parlando di prevedere il futuro tra 10 anni, tra 15 anni, ma sapremo indicativamente se tra 2 anni saremo in 2 o magari in 3. O se c'è comunque l'esigenza magari di fare la famiglia, potrebbe essere già idoneo pensare a magari una stanzetta in più invece del mini appartamento. O se ho già un bambino potrebbe essere analizzata la situazione con il 3 camere. Quindi penso un po' in avanti, pensando un po' in avanti si può avere una grandissima agevolazione che viene comunicata proprio a tutti quanti. Noi abbiamo visto il prezzo di listino con la maggiorazione dell'IVA e adesso vediamo appunto con la situazione finale, con l'applicazione delle detrazioni green e con la possibilità, come abbiamo detto e ripetiamo, di prenotare in anticipo. Anche in questo caso il risparmio è notevole. Dal mio punto di vista sì,
e poi vedremo le eventuali risposte delle persone. No, dai, scherzando. Il prezzo di listino aggiunto appunto dell'IVA andrebbe, come si legge dalla slide, a 156.000 euro. Ad oggi potremmo avere su un mini appartamento un valore finale compreso di IVA di 137.700 e di pari passo le altre tipologie, quindi 225.000 di listino dell'immobile 2 camere, 204 finale compreso di IVA intendo, il 3 camere da 320 totali a 280. Cioè, fortunatamente viene messa proprio anche in condizione le persone di poter entrare su questo tipo di realtà. La cosa che purtroppo alcune volte dispiace quando ovviamente finiscono i prodotti è che una persona, passatemi il termine, si lamenta perché i costi della nuova costruzione sono tanto alti. Cioè, l'immobile già pronto costa 225. Sì, all'effettivo è la realtà, alcuni magari non riescono ad arrivarci, e poi comunque viene venduto, perché non è un discorso di mettere in vendita e poi non viene più commercializzato o dai fuori prezzo. Fortunatamente dagli studi che facciamo e la programmazione che facciamo sono studi sempre atti a arrivare alla vendita dell'immobile, quindi anche il 225 viene acquistato quando è finito. Numerose persone mi dicono, caspita, era meglio se pagavo 200.000 euro, 204.000 euro. Sì, ovviamente chi l'ha fatto, perché non nego che c'è già chi ha potuto fare questo tipo di cosa, si è solamente preparato in anticipo. Quindi ha avuto la visione di questi 1 anno e mezzo, 2 anni di anticipo, ha prenotato con tutte quante le garanzie, le tranquillità, quindi non c'è niente di salto nel vuoto o di situazioni spiacevoli che numerose persone hanno affrontato in precedenza in tanti anni scorsi, ma si può toccare con mano, si può parlare con le persone che hanno già acquistato anche in prenotazione per dare la tranquillità e far valutare. Ciò che invito io è: valutate questo tipo di situazione. Nel momento in cui una persona chiama o si interfaccia, non è che per forza di cosa deve comprare o deve lasciare giù un assegno o altro. L'importante è che una persona possa valutare, considerare e dire: posso scegliere come sì o come no. Se no, andiamo a berci un caffè. Se sì, penso di aver fatto qualcosa di utile. Infatti, la cosa più bella è andare sulle nuove costruzioni, andare a fare il giro e trovare le persone che 2 anni fa magari hanno prenotato e dopo ci ritrovo nella nuova costruzione che magari mi invitano a bere il caffè piuttosto che mi invitano a cena. È bellissimo anche portare e far girare il nome di queste persone che hanno prenotato prima e dire ai nuovi clienti: andate lì a parlare direttamente con le persone, quindi io mi tolgo anche, parlate direttamente con loro per come hanno vissuto la situazione. Insomma, il confronto è diretto. Bellissimo. Io mi immagino che tra i nostri telespettatori ci siano molte persone che in questo momento stanno provando il rimpianto magari di non aver saputo che ci fosse questa opportunità prima per poter risparmiare, no? Sì, ci sono, e la bella cosa è che proprio da qui, da poco, c'è di nuovo questa opportunità. Quindi, avendo visto questo storico positivo, non abbiamo fatto altro che ristudiare lo stesso procedimento e rimetterlo in campo. Quindi, per chi vuole, ovviamente, può essere analizzata la situazione, può essere analizzata la loro abitazione, quindi per tanti giustamente devono commercializzare la prima casa. Siamo strutturati anche lì, senza nessun tipo di problema. E poi magari faremo anche un'altra puntata dove andrò a spiegare bene questo tipo di tema che è molto importante. Però abbiamo proprio deciso di rimettere in campo questa opportunità. Vedendo uno storico positivo ho detto: perché non farlo? Ecco che già da un pochino comunque lavoravo su un appezzamento, su una lottizzazione molto importante, e siamo riusciti ad oggi comunque ad avere il via per commercializzare, quindi dare questa opportunità sempre nel Veneziano, nella zona di Treviso, tra un po' anche a Conegliano, che sto valutando appunto delle altre situazioni. Ci sono. Poi abbiamo un esempio tra l'altro da mostrare, insomma, sì. far vedere per far capire ancora meglio i nostri telespettatori. Certo. Schile, abbiamo parlato di immobili green, ma anche il tema dell'energia green, per esempio, è molto importante, no? Sì, l'energia è uno dei temi fondamentali. Oggi, quanto mai attuale. Certo, oggi particolarmente chiacchierato. Diciamo che l'energia green in questo momento, cioè che deriva da fonti rinnovabili fondamentalmente o non inquinanti,
Di fatto è uno dei temi che a mercato, per quel che riguarda la finanza, sta crescendo. È già cresciuto un bel po' perché è stato un periodo di crescita importante in quel settore e ad oggi sta continuando a crescere. Oggi rappresenta un'opportunità di mercato importante, un'onda che secondo me vale la pena cavalcare. Ci sono diversi aspetti, poi magari ne approfondiamo anche qualcuno, come per esempio anche i mercati emergenti che ad oggi stanno uscendo da una situazione un po' complicata anche dovuta a tutto quello che ha dato la pandemia e ad oggi stanno rappresentando opportunità importanti, quindi green assolutamente è un settore che in questo momento mi piace. Certo, poco fa lei aveva nominato una sigla, ESG, che cosa significa? Perché tutti ne parlano, però forse c'è ancora un po' di, insomma, poca cultura su quello che sì, può essere. È un acronimo inglese. ESG significa Environment, Social e Governance. Quindi Environment vuol dire ambiente, ambientale, tocca tematiche ambientali, Social, tematiche sociali e Governance, cioè di gestione dell'azienda. Oggi bisogna avere 2 criteri su 3 rispettati per poter avere l'etichetta ESG, ok? Però non è proprio così scontato che chi abbia l'etichetta ESG oggi sia veramente efficiente sul mercato. Faccio un esempio sciocco ma che rende l'idea. Se prendessimo in considerazione una piattaforma petrolifera, di quelle offshore in mezzo al mare che estraggono petrolio dal fondo del mare, che magari non ha i bulloni ben serrati e perde qualche goccia di petrolio e quindi è particolarmente inquinante e quindi non rispetta la E di environment, cioè la parte ambientale, perché inquina. Però rispetta il criterio social perché magari ha uno stile di assunzioni particolare, quindi non va a vessare i dipendenti con contratti sbagliati, insomma semplifico molto, e ha uno stile di governance corretto, magari utilizza molto il mettere nelle posizioni strategiche quote rosa piuttosto che, insomma, usa politiche furbe per rispettare i criteri ESG, avrebbe comunque l'etichetta di investimento ESG, però di fatto non lo è. Oggi i gestori di fondo, cioè le persone che vanno a scegliere quali titoli inserire all'interno degli investimenti veri e propri, perché un fondo è un contenitore di tanti titoli, di tante aziende, chi sceglie i titoli da inserire all'interno degli investimenti va a valutare specificatamente se quell'azienda rispetta veramente i criteri ESG o meno, e quindi sappiamo che determinati gestori in questo momento stanno utilizzando politiche di scelta, si chiama stock picking, corrette. E questo è importante perché di fatto le aziende che rispettano i criteri ESG si è visto che hanno bilanci più solidi, redditività più elevate, soffrono meno i periodi di crisi e quindi hanno una proiezione di lungo termine nettamente preferibile rispetto a chi non rispetta questo tipo di caratteristiche. Quindi a livello proprio di investimento è nettamente un caso migliore, insomma, da avere in portafogli. Quindi nelle decisioni di investimento si possono tenere in considerazione questi fattori ESG e hanno un significato particolare, no? Sì, io ovviamente adesso non voglio dire che il mercato ESG va bene per tutti, non è questo il tema, bisogna sempre valutare se, e questo è più importante ancora dell'investimento in sé, se quel tipo di investimento va bene per quel tipo di persona, la rischiosità, la durata, tutta una serie di criteri che sono principali. Se una persona ha un interesse, per esempio, speculativo, cioè di portare più rendimento sui portafogli, oggi il mercato ESG permette di essere più speculativi a mercato e quindi beneficiare di crescite maggiori e di maggiori redditività, quindi performance, rendimento. Secondo me sì, da inizio anno tra l'altro è un settore che ha performato particolarmente bene, oggi in qualche mese insomma vediamo percentuali. Infatti le stavo per chiedere insomma qual è l'andamento di questo settore, ma anche se ha delle prospettive di crescita effettive.
Secondo me sì, io credo proprio abbia ancora potenziale. È difficile pensare che da qui ai prossimi anni il mercato ESG sia un mercato più piccolo di quello attuale, quindi voglio dire, oggi non è una linea retta ma è un'onda, quindi di fatto non sarà una crescita lineare, ma io credo proprio che vedremo una crescita in quel settore, quindi entrare in questa fase, in questo mercato, certamente è produttivo per chi cerca rendimento, chi è più speculativo, chi ha voglia di affrontare qualche rischio in più. Non vedo così grandi rischi, vedo molte opportunità in questo tipo di settore, quindi in questo momento mi piace parecchio. Chiariamo un'altra sigla che è SRI, cioè investimento sociale responsabile. Sì, SRI significa Social Responsible Investment, sempre un acronimo americano, investimento socialmente responsabile, è una nicchia del mercato ESG, significa che ha criteri più stringenti, quindi un fondo ESG può anche essere SRI, cioè ancora con criteri più stringenti, quindi si va a valutare più in dettaglio ancora, deve avere tematiche sociali particolari, deve efficientare l'ambiente attorno a sé, l'azienda che lavora, ci sono tante caratteristiche specifiche. È un mercato, anche questo, in forte espansione, che ad oggi permette di avere buoni rendimenti. Da inizio anno, insomma, chi aveva questo tipo di investimenti in portafogli, certamente oggi sta sorridendo. Senta, appunto, le stavo per chiedere, ma chi è il cliente che investe in questo settore in particolare? In realtà un po' tutti, nel senso che dipende, perché poi non è che bisogna entrare col 100% del portafogli in un unico settore. Io tendo a diversificarli i portafogli proprio per abbassare il rischio, ma faccio un esempio, in base alla propria predisposizione al rischio, se io voglio rischiare molto avrò una percentuale maggiore, se voglio rischiare poco magari ne avrò poco o niente. Però tanto o poco una fettina in portafoglio può essere utile averla, quanto grande è quella fetta lo si valuterà in base alla persona che si ha davanti, ma insomma questo è un po' un investimento valido per tutti, voglio dire. Certo, prima di andare in pubblicità, chi è che gestisce questi fondi, insomma queste caratteristiche che abbiamo raccontato? Il gestore di fondo è proprio la figura che va a scegliere quali titoli inserire all'interno, come modificarli, perché poi faccio un esempio, in una composizione di portafoglio composta da 100 titoli. Di questi 100 titoli avranno tutti quanti lo stesso peso all'interno del portafogli, magari ne privilegio qualcuno, ne sottopeso qualcun altro, alle volte magari qualche titolo occorre eliminarlo a favore di qualche altro nuovo titolo che può migliorare il portafoglio. Questa è proprio l'attività del gestore di fondo che di fatto si occupa di questo. Il mio lavoro è anche capire quali sono i gestori di fondo più capaci, quelli meno capaci, quelli che hanno portato uno storico di rendimento maggiore. Certo, lo storico non è garanzia delle performance future, però fondamentalmente non è neanche un caso se un gestore da 15 anni porta regolari performance ai clienti. Quindi sì, capire quali sono i migliori, quelli che hanno migliore capacità, e magari non in tutti i mercati, perché ci sono gestori bravi nel settore green, magari meno bravi nel settore emergente, quindi capire quali pezzi di portafoglio costruire con quale gestore, questo è esattamente il mio mestiere, e suggerirlo poi al cliente, certo, adattandolo alla sua realtà. Certo. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Rieccoci nuovamente in studio, ultima parte ancora insieme, parliamo di mercato green e di energia e quindi come vedete dal titolo la possibilità di investire nel presente ma con un occhio al futuro, che è sicuramente un tema molto importante. Abbiamo capito quali sono le varie possibilità e le agevolazioni per l'acquisto di un immobile green, con le detrazioni a disposizione ma anche con la possibilità di risparmiare prenotando l'immobile in anticipo. Grigolo, so che lei ci ha portato un esempio di un lotto di terreno con la possibilità di edificare. Ci racconta un po' la storia appunto di questo lotto? Molto volentieri. Sono stato contattato, grazie sempre a queste puntate, da una persona che ha in possesso questo lotto di terreno edificabile a fianco appunto della propria casa e non sapeva come gestirlo, non sapeva come fare, tenendo conto che ad oggi appunto i costi di costruzione sono sempre imprevedibili. Si fa un business plan piuttosto che si mettono giù dei dati, si devono riaggiornare tantissime volte prima di commercializzare l'abitazione. Ed ecco che sono stato fortunato, diciamo, che mi abbia contattato, e spero sia stato fortunato anche la persona, perché lo stiamo sviluppando in maniera molto importante
E da questo tipo di situazione, diciamo, embrionale, dove c'è questo terreno in un comune anche piccolino, nel senso che fa 5-6 mila abitanti, e abbiamo cercato di inserire una bifamiliare, una bivilla, dove gli spazi sono in primo luogo e sono state tenute in considerazione numerosi aspetti, tipo l'esposizione, penso che la conformazione del terreno e tanti altri aspetti. Ecco che la persona da una situazione dove non sapeva perfettamente come muoversi, data la struttura che fortunatamente abbiamo in campo, riusciamo a riuscire a dare una previsione su quello che potrebbe essere il futuro. Comunque comunicando al proprietario quali sono i passi che andremo a fare, al fine di andare direttamente poi anche a trovare le persone finali che possono essere interessate all'intervento. Partiamo da qui, partiamo da questa immagine che è fondamentalmente il lotto di terreno che è stato affidato. All'inizio mi è stato dato questo tipo di situazione, quindi un semplice lotto di terreno dove la parte tratteggiata poteva essere solamente la parte con la potenzialità edificatoria. Siamo tra l'altro su un bel comune verso Giavera, e tra l'altro in una situazione collinare, quindi anche un'ottima situazione, un'ottima posizione, una ottima parte di esposizione anche verso il paese. Ci sono tanti vantaggi, tante caratteristiche positive dove il proprietario sapeva di averle, ma non sapeva poi come trasformarle all'effettivo. Grazie all'intervento di professionisti e comunque un po' di consigli e anche da parte nostra, perché comunque noi ci confrontiamo molto con chi sta cercando casa ed ecco che riusciamo a quel punto a capire cosa è meglio fare e cosa non è meglio fare. Ecco che sono stati dati dei suggerimenti al professionista dove ha tradotto le mie parole su carta, quindi andando proprio a realizzare un progetto molto interessante in modo di vedere. Tra l'altro appunto ho voluto condividerlo perché mi è arrivato 2 giorni fa, e dalla situazione appunto embrionale del lotto è stato inserito questa bifamiliare, che è la seconda immagine che ho portato, dove appunto ci sono queste 2 porzioni con rispettivamente un ottimo scoperto privato, collinare, quindi tutta la parte che vediamo di verde è poi lievemente una situazione che va a andare verso proprio il paese, quindi è molto bella sia da vedere quando si arriva dalla strada, quanto anche bello da vivere all'interno, immaginando comunque una famiglia di 3, 4, se vogliamo dire anche 5 persone, quindi il terreno portava a un volume importante. Fare 3 unità poteva essere troppo piccolo, diciamo, poi la gestione, viste anche la situazione di oggi che tante persone lavorano in smart working, piuttosto che i ragazzi hanno comunque l'attività sportiva, vi dicendo, si è andato appunto a sviluppare questo tipo di progetto orientato a, ed è l'immagine appunto successiva che ho portato. Ecco che la vediamo. Eccoci qua. Dove praticamente abbiamo una zona giorno di tutto rispetto, perché partiamo di circa 50 metri quadri calpestabili, giusto per fare orientamento anche a chi magari non conosce perfettamente le metrature. Che quindi la stiamo vedendo qui. Esatto. E qui. Perfetto. Ad oggi un mini appartamento, quindi soggiorno, cottura, camera, bagno e disimpegno, conta circa 42 metri quadri, 40-42, se va bene 45. Qui abbiamo solamente 50 di zona giorno. Quindi molto ampio. Molto ampia. Perché? Perché la parte della zona giorno è il cuore, diciamo, della casa. Principalmente si sta in zona giorno, i bambini corrono nella zona giorno, le varie feste vengono fatte nella zona giorno, i ritrovi nella zona giorno, quindi contrariamente a magari quello poteva essere il passato di fare quante più unità possibili svalutando, diciamo, la parte delle metrature, ad oggi vediamo le persone che vogliono vivere l'abitazione nel vero senso della parola, quindi la parte della zona giorno è stata data comunque una grande metratura, con tra l'altro 2 ottimi finestroni verso il sole, verso il paese, verso il giardino. Per potersi godere appieno il paesaggio, ovviamente. Ecco che la zona giorno dà una bella ampiezza, si accede poi fuori in un portico dove poter mangiare all'esterno, e comunque l'interno viene completato con un bagno, diciamo, per gli ospiti, bagno di servizio, e una possibile lavanderia per tutte quante quelle cose che magari agli ospiti o a tanti altri non è carino da vedere. Passiamo al piano superiore di questo tour che ci sta facendo fare. Sì, il piano superiore prevedono 3 camere, ok? Quindi la camera padronale e 2 camere comunque comode,
2 servizi, uno a disposizione per la camera matrimoniale padronale, quindi dei genitori, e il secondo servizio a disposizione dei famigli o degli eventuali ospiti, perché non dimentichiamo che tante persone comunque possono ricevere comunque i genitori, magari si abitano distanti o altro. Ed è poi stata sviluppata l'ultima parte, nella parte della soffitta o comunque del sottotetto, dove fortunatamente le altezze comunque lo consentono, nel poter creare uno studio, una sala giochi per i ragazzi, una stanza hobby, è uno spazio jolly, dove anche qui vediamo una richiesta da parte delle persone. La bella cosa è che da parte mia ascolto tutte quante le persone e ho possibilità appunto di informare gli architetti o comunque chi si occupa della parte della progettazione di andare a sviluppare un immobile che può essere già combaciante con le richieste. Quindi se ho la richiesta o la persona che mi ha chiamato gentilmente per la parte del terreno vado a realizzare una cosa che mi chiedono e che manca nel mercato, fortunatamente tante volte si riesce a realizzare, quindi dare completamento all'operazione. Tutta quanta la struttura poi si sviluppa con i costruttori, le imprese e via dicendo, lì fortunatamente non manca anche quel tipo di parte, quindi da questo signore che mi ha contattato e che tra l'altro possiede il terreno da parecchi anni, e grazie anche alla trasmissione ha alzato la cornetta, mi ha detto ho questo tipo di situazione, cosa posso fare o si può sviluppare. Fortunatamente anche in poco tempo e senza costi, diciamo in questo caso da parte del proprietario, è stato messo in piedi questa cosa che pian piano lo sto portando avanti, cercando di arrivare all'obiettivo del proprietario e ad altri obiettivi di acquirenti che stanno cercando sicuramente un'abitazione indipendente nel comune di Giavera, che questa sicuramente potrebbe essere un'ottima opportunità. Questo è l'ultimissimo e nuovissimo progetto al quale state lavorando? Sì, assolutamente sì. Tra l'altro non è ancora online, quindi i primi che lo stanno vedendo tra l'altro sarà efficiente dal punto di vista energetico? Assolutamente sì. Chiaramente, insomma, nel tema di oggi. Anche in questo caso, chiedo, ci sarà la possibilità di prenotarlo e di avere... C'è la possibilità, ovviamente la prenotazione in questo caso sconto, diciamo così. Deriva principalmente da chi ad oggi ci chiama. Ovviamente devo comunicare che prossimamente andrà comunque in pubblicità dopo che sono state fatte comunque alcune accortezze a livello di marketing. Però sì, l'idea è sempre dare un'agevolazione quanto più completa possibile. E cerchiamo di fare il più possibile per le persone in modo tale che ci possano poi ricontattare e vivere un'ottima esperienza. L'obiettivo è comunque far girare la voce, quindi se una persona si trova bene, perché non condividere l'esperienza anche con l'amico, con il collega di lavoro? Certo, avete visto comunque i numeri in sovraimpressione per chi insomma, avesse la volontà di approfondire, no? Certo. Di avere qualche informazione in più. Schile, abbiamo parlato di immobili green, io vorrei che ci facesse però un esempio di green made in Italy e parliamo, se non sbaglio, di energia, no? Sì, allora, partendo dal concetto che il futuro è di chi fa. Oggi io ho trovato un esempio secondo me molto calzante di efficienza energetica made in Italy, sardo, di matrice sarda in questo caso. È un'azienda che fondamentalmente produce batterie che riciclano la CO2 e di fatto prendono la CO2, la immagazzinano in queste batterie che sono ad alta efficienza, quindi non solo sono efficienti perché generano batterie che riescono a stoccare energia nel lungo termine e che fondamentalmente dà già un risparmio energetico, ma riescono a farlo non a impatto zero senza inquinare, ma a impatto -1, come si suol dire. Oltre a non inquinare, tolgono dall'ambiente un agente inquinante, quindi migliorano la loro produzione, migliora l'ambiente e efficienta l'energia di tutti. È un'azienda sarda italiana nata nel febbraio 2020, quindi un giorno prima dell'inizio della pandemia. Ad oggi sono in piena effervescenza, stanno crescendo e fondamentalmente molto, molto utilizzati in tutti i settori questo tipo di batterie. Probabilmente questo tipo di tecnologia verrà sempre più utilizzata negli anni futuri. A me piace molto questo sistema per il semplice motivo che vorrei lasciare alle generazioni future un mondo migliore rispetto a quello che ho trovato. Questo tipo di soluzioni certamente vanno in quella direzione, quindi secondo me oggi è responsabilità collettiva quella di fare un passo avanti nel tema dell'efficientamento energetico. Fondamentale quanto mai, lo abbiamo detto, ma insomma lo ripetiamo in questo momento storico, parlare di energia a basso impatto ambientale, proprio perché
quello che dobbiamo lasciare alle generazioni future è qualcosa di migliore rispetto a quello che effettivamente stiamo vivendo noi in questo periodo. Certo, fa sempre parte del concetto iniziale di felicità, serenità familiare, non è soltanto il concetto di soldi immobili, ma anche il fatto di lasciare alle generazioni future l'aspetto successorio non liti tra eredi e lasciare un ambiente migliore rispetto a quello in cui noi siamo cresciuti e ci siamo sviluppati. Tutto quanto sono tutte linee che puntano sempre allo stesso vertice di fatto. Noi lavoriamo in questa direzione e non smettiamo di farlo. Il concetto è che siamo delle spalle adeguate per supportare le famiglie dall'altra parte dello schermo. Siamo qui esattamente per comunicare questo tema. Certo. Ok. Non so se la dico molto bene, però effettivamente possiamo beneficiare investendo in quei mercati, come abbiamo detto e descritto oggi, che hanno un approccio green, verde, cioè effettivamente da questo punto di vista che prospettive abbiamo? Lasciamo i telespettatori con questo messaggio. Sì, ci sono prospettive di crescita. Io ad oggi, non avendo la sfera di cristallo per capire come evolverà perfettamente il mercato, sarei più dell'avviso di non entrare direttamente col 100% del capitale a mercato, ma di frazionare l'ingresso e quindi una cifra iniziale sarebbe suggeribile per l'avvio di questo tipo di piani di risparmio e poi alimentarlo con una quota di risparmio costante. Oggi questo è un settore che da qui a tendere nel tempo certamente, se alimentato con costanza, oltre a generare un risparmio, quindi un accantonamento di denaro, quel denaro accantonato può vedere un rendimento positivo consistente se mantenuto nel tempo. Quindi secondo me assolutamente sì, è un tema da avere in portafoglio, da gestire correttamente, poi ovviamente sempre valutando se la persona condivide. Qualche indicazione l'abbiamo data, poi ci torneremo sicuramente perché insomma aggiorneremo e racconteremo anche qualche cosa di diverso. Siamo in chiusura, io ringrazio Mauro Schileo, consulente patrimoniale, e Omar Grigolo, agente immobiliare, di essere stati con noi, di averci raccontato e spiegato molto bene quali sono le possibilità che spesso non si conoscono, ma che davvero sono delle opportunità importanti per, perché no, risparmiare, che di questi tempi è sempre una buona cosa. Grazie a voi per averci seguito, io vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci.